Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere il campionato degli Stati Uniti che si sta svolgendo adesso. I giocatori sono 12 sfidanti fortissimi, qui ho la lista davanti, la andremo a vedere. I giocatori si sfideranno per ottenere il titolo del campione degli Stati Uniti 2021. Vediamo chi sono, c'è sia ovviamente il campionato maschile che quello femminile. Fabiano Caruana 2855 punti, chiaramente è il favorito. Wesley So, chiaramente in ordine di punteggio Elo, 2807, scusate, spero di pronunciarli bene, Liner Dominguez 2794, tutti veramente giocatori fortissimi. Xiong 2748, Sam Shankland 2736, Ray Robson 2711 che sta stupendo tutti quanti per i suoi risultati, classe 1994. Ok, Svierz 2698, Sam Sevian 2692, Lozaro Bruson 2686, Alex Lendermans 2668, Daniel Narodischi, uno dei miei preferiti, 2650, che purtroppo non sta performando molto bene in questo torneo, Jones Burke 2589. Basta, sono finiti. Andiamo a vedere quali sono i premi che ci sono. Chiaramente, oltre ad essere campione degli Stati Uniti, vediamo anche i premi che ci sono. Allora, per il primo classificato, per il primo posto ci sono $50.000 in palio, al secondo 35.000, al terzo 25.000, così premiati fino al 12° posto. Qualcuno magari poco esperto di tornei di scacchi direbbe: ma solitamente non si premiano solo i primi tre, perché si arriva a premiare fino al 12°? Perché negli scacchi succede spesso che magari ci sono dei giocatori a pari merito, a pari punteggio, e quindi non so, se il terzo ha fatto lo stesso punteggio del settimo, non vedo perché il terzo debba essere premiato e il settimo no. Quindi per questa ragione, totale montepremi 194.000. Andiamo a vedere anche le donne. Abbiamo Irina Crash 2475, il punteggio più alto fra le donne, Carissa Ip 2468, Anna Zatoni, scusate ma non ne conosco nemmeno uno, 2453, Tatev Abramian 2403, Nazi Poigizzi, va bene, 2386, e poi altre giocatrici, fino ad arrivare in ordine di elo a Megan Lee a 2268, 25 anni. E ovviamente anche qui ci sono le premiazioni. Il premio è 25.000, che è dimezzato rispetto al montepremi maschile che era 50.000, 25, 18, 13 eccetera eccetera, per un totale di praticamente la metà. Lì era circa 200.000, qui abbiamo 100.000. Bene, andiamo dunque nel primo turno, una partita interessantissima fra col bianco Robson Ray e col nero Daniel Narodischi. È stata una partita molto posizionale e interessante, piena di spunti incredibili, e in più è stata utilizzata una difesa piuttosto strana per questi altissimi livelli. E4 cavallo F6, non so se la conoscete, questa è la difesa Alekhine o Alekhine. L'idea è quella di andare ad attaccare subito in modo coraggioso questo pedone centrale. Diciamo che magari un principiante non se l'aspetta, si aspetta sempre mosse come E4, D5, C5, mentre qui c'è subito un cavallo che attacca quel pedone centrale. Più che difenderlo con cavallo C3, la teoria suggerisce di prendere spazio spingendo, prendere spazio e allo stesso tempo andando a minacciare il cavallo in F6, che ovviamente deve spostarsi. Tornare a casa non mi sembra un'ottima soluzione, perciò cavallo D5. Il problema qual è? Che su D5 il cavallo è ancora minacciabile, per esempio col pedone C4 si va subito all'attacco, si può giocare subito C4 oppure si può giocare D4, ma prima o poi C4 si farà lo stesso, quindi è solo uno scambio, un'interposizione di mosse. D6 per attaccare questo pedone, e adesso C4, ancora una volta il cavallo ha praticamente l'unica casa di ritirata sensata, che è la casa B6, e ora si può scegliere se attaccare subito questo pedone oppure sostenere
il proprio pedone con F4, giocare cavallo F3, F4 senza dubbio è la più aggressiva e più in stile, secondo me, con la natura della posizione. Non siamo chiaramente alla fine della partura perché non ci sono pezzi sviluppati, però siamo alla fine delle prime mosse e puoi vedere come il bianco ha raggiunto un centro incredibile. Cavallo C6, altra mossa di default. L'idea del nero è quello di andare subito a creare pressione sul centro, infatti questo cavallo attacca sul centro, ma ti dirò, Naroditsky sicuramente lo sapeva, ti dirò che il computer, siamo solamente alla sesta mossa, il computer qui a fianco puoi vedere la barra di valutazione è più 1.12, più 1.12. È tanto, è tantissimo per essere la sesta mossa, vuol dire che uno dei due ha fatto una blanderata in apertura. Ovviamente, ripeto, qui siamo a livelli non alti, di più, quindi i giocatori sanno bene quello che stanno facendo, probabilmente il nero voleva cercare una sorta di effetto sorpresa. Ora bisogna stare molto attenti perché dato che inizia a esserci pressione e questo pedone in D4 in effetti è già attaccato 2 volte, bisogna difenderlo. La mossa più naturale è quella di giocare cavallo F3, che non è la mossa che è stata giocata in partita. Cavallo F3 non è il massimo della precisione, guarda come è scesa la barra di valutazione perché segue subito alfiere G4. Alfiere G4 inchioda il cavallo e quindi ancora una volta si ripropone il doppio attacco sul pedone D4. Quindi onde evitare inchiodature e onde evitare di permettere al nero di ottenere una importantissima casa importante per questo alfiere, qui si preferisce giocare subito alfiere 3. Alfiere 3 controlla questa casa e ora l'alfiere chiaramente non può andare in G4 perché verrebbe catturato direttamente dalla donna. Andiamo a vedere cosa è successo. L'alfiere non può andare in G4, va a F5, che è l'altro sviluppo standard della Lekin, la gioco anch'io spesso, quindi la conosco un pochettino, e qui solitamente poi il nero giocherà E6, svilupperà l'alfiere oppure dando scacco e poi arroccherà. Talvolta si può anche arroccare lungo. Cavallo C3, il bianco continua il proprio sviluppo dei pezzi, E6, cavallo F3, sviluppo tranquillo in E7 e adesso manca solo da sviluppare questo alfiere campochiaro per poter arroccare. Probabilmente i giocatori più aggressivi penseranno: ma io quasi quasi questo alfieruccio lo metto su D3. Che cosa non va bene di alfiere D3? Guarda la barra di valutazione, scende a favore del nero. Questo alfiere D3 è vero che attacca questo alfiere F5, ma è anche vero che ancora una volta toglie difensori su questo punto. L'alfiere D3, come vedi, ostacola la difesa della donna sul punto D4, quindi adesso ci sono 2 attaccanti sul punto D4. Quanti difensori ci sono? 1 che è l'alfiere, 2 che è il cavallo. Ancora una volta una mossa di questo tipo permetterebbe al nero di inchiodare giocando ancora sul pedone D4, quindi bisogna stare attenti e bisogna giocare semplicemente alfiere 2. Una buona casa per questo alfiere va più che bene. Segue arrocco corto e arrocco corto. Ora qui mi sono divertito con i colori e ho evidenziato in azzurro le case dove possono muoversi i pezzi del bianco e in rosso le case dove possono muoversi i pezzi del rosso. Se andiamo a fare proprio una conta matematica, contiamo le caselle azzurre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 case azzurre. Contiamo le case rosse: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 contro 8. Questo sta a significare un chiaro vantaggio di spazio da parte del bianco. Anche il computer è sicuramente pro. Vantaggio di spazio dato sicuramente da questi pedoni centrali fortissimi, dai propri pezzi che hanno più mobilità. Questi 2 cavalli purtroppo sono mal piazzati e non solo sono mal piazzati, ma non permettono neanche la spinta di pedoni che ci sono dietro. Se infatti vedi dietro i pedoni, dietro ai cavalli del bianco non ci sono pedoni da spingere, quindi vantaggio di spazio. Il vantaggio di spazio è un vantaggio dinamico, non è come un vantaggio di materiale. Ho 2 pedoni in più, se cambio tutto vinco il finale. No, è ancora tutta da giocare. Il giocatore che ha vantaggio di spazio dovrebbe cercare di non cambiare pezzi, perché se cambia pezzi alleggerisce la posizione e tende ad appiattirla. Ora il nero si è sviluppato,
che cosa potrebbe fare? Potrebbe pensare di... Purtroppo, guarda, la donna non ha spazio per uscire, è costretta a stare sulla colonna D, probabilmente donna di 7, torre di 8, l'altra torre va in E8, ma è un gioco troppo passivo e la pratica scacchistica ha fatto vedere che non porta a nulla. Qui ci vuole una reazione. Questa reazione, per quanto ti possa sembrare brutta, è una reazione tipica della difesa Alekhine. F6. E a questo punto, come non papparsi questo pedone, e dopo alfiere F6 abbiamo un bellissimo pedone isolato su casa E6 e una diagonale bianca a 2 G8 che si è indebolita. Quindi ancora piccoli vantaggi da parte del bianco che vediamo come li sfrutterà. Donna di 2 è il momento di mettere in collegamento le torri, uno dei principi dell'apertura è metti in collegamento le torri, non solo, adesso si farà probabilmente spazio anche ad una delle 2 torri dietro. Donna E7, finalmente questa donna ha spazio, torniamo due mosse indietro, questa donna prima ti ricordi che non poteva andare da nessuna parte, adesso finalmente ha spazio per andare in A7. Torre Nava in D1, torre Nava in D8 e a questo punto l'idea che bazzica nella mente di Robson è quella di spingere il pedone D5 e spingendo il pedone D5 cosa succede? Che la diagonale scura si indebolisce, quindi dato che non c'è più il pedone in F a difendere il re, Robson decide di giocare re H1 che chiamasi mossa di profilassi, cioè una mossa che può anticipare quello che succederà nel corso della partita. Il re si mette lì, prima di fare le famose spinte di rottura o cose varie, meglio organizzarsi per non avere sorprese. H6, i giocatori giocano in modo molto tranquillo. H3, torre di 7, si presuppone un bellissimo raddoppio e qui il bianco sente puzza di raddoppio e dice senti fammi togliere la donna dalla colonna e adesso torre, scusate, torre in E8, non raddoppio, torre in E8. Segue torre di 2, anche qui c'è puzza di raddoppio, donna in D8, torre in F va in D1, è tutto pronto, è tutto piazzato, i pezzi sembra che non possono più essere migliorati rispetto alla posizione in cui sono, re in H8, anche il re del nero si toglie da questa diagonale che è stata indebolita e adesso piccola mossa di consolidamento, B3, questi pedoni finalmente sono in catena fra di loro. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Ora qualcuno direbbe, ma qui il bianco non avrebbe potuto cercare di fare qualcosa di un po' più attivo, che ne so, tipo la spinta del pedone in G4, ma dopo il G4 l'alfiere si ritira. E che cosa hai ottenuto? Nulla, anzi hai solamente indebolito il pedone in H3. In questa posizione il pedone H3 è sostenuto, dopo questa mossa il pedone in H3 non è più sostenuto, è debole. In più il bianco non riuscirà praticamente mai a fare questa spinta perché la casa in H4 è super controllata dai pezzi del nero, quindi attenzione ad espandersi troppo, perché è vero che guadagni spazio ma ti crei anche buchi, quindi è un'arma a doppio taglio. B3, alfiere H7, ora qui i giocatori stanno un pochettino manovrando e Robson trova l'alfiere in E3 sospeso e siccome lo vede che dietro c'è la torre che potrebbe attaccarlo dice ok, mettiamo al sicuro anche questo alfiere, si manovra nelle retrovie, cavallo in C8 cercando una posizione migliore per questo cavallo, chissà dove potrà andare, se via E7, se via D6, probabilmente via E7 perché in D6 andrebbe a tappare tutti i propri pezzi. E adesso sull'orologio di Robson segnalano 41 minuti, dopo questa mossa 18 minuti, ha speso ben 23 minuti per fare questa spinta. D'altronde come capirlo? Come non capirlo? La posizione è molto equilibrata, il bianco ha un vantaggio, sa di avere un vantaggio, qualsiasi passo falso potrebbe ribaltare la situazione e questa spinta sicuramente è la mossa migliore anche secondo il motore, guarda come sale l'asticella più 1,55, però ci vuole fegato per farla, ci vuole molto fegato.
Infatti bisognava calcolare un sacco di cose. E per D5 il nero ne approfitta per liberarsi di questo pedone debole. Cavallo per D5, come direbbe il gran maestro Andrea Stella, questo cavallo è un mostro. E alfiere 4. Qui ci possono essere delle tattiche, cattura, se la torre se ne va, a un certo punto questo alfiere può essere sospeso, non lo so, anche se in realtà poi una volta che la torre ha catturato si minaccia poi la donna, quindi il bianco ha un tempo più. Fatto sta che il bianco decide di giocare cavallo per F6. Attenzione adesso a questi cambi. Torre per D2. Cavallo per D2, perché non torre? Sicuramente poteva essere una possibilità, ma dopo una situazione di questo tipo, per esempio, adesso c'è l'attacco qui sopra, non so, si può giocare, non so, anzi c'è anche l'attacco poi su G2, perché alla fine questi pezzi possono essere coordinati verso G2. Non so, si potrebbe giocare donna F1, cavallo D6, alfiere H2, qui il bianco è un po' difensivo, ha perso quel dinamismo che aveva prima. Mentre con cavallo in D2 c'è una doppia minaccia su questo bellissimo alfiere e adesso il nero decide di giocare alfiere per G2. Guarda la barra di valutazione come è salita a favore del bianco, ma non è sbagliata come cosa, perché qui diciamo che c'era anche la possibilità di perdere la torre o l'alfiere. Narodischi dice: io sacrifico il mio pedone e il mio alfiere per il pedone, ti espongo il re, ti ho eliminato un pedone dell'arrocco, adesso salvo anche la torre catturando un pezzo leggero. Ci sta. Se non fosse che dopo re F1 la situazione diventa abbastanza critica. La torre si sarebbe dovuta ritirare, poiché dopo una mossa di questo tipo il re può catturare la torre. Vediamo cosa sarebbe accaduto. Qui abbiamo detto che in partita è stato giocato re F1. Re H1, che cosa sarebbe accaduto? La barra di valutazione dice matto in 5, dopo donna di 3. L'attacco sul pedone H3 è praticamente indifendibile e qualsiasi altra soluzione re F3 avrebbe portato sempre a queste mosse qui. Quindi, e poi i cavalli sarebbero potuti arrivare a dare una mano con vari scacchi matto in 3 qui. Quindi l'unica casa possibile, re F1, e su re F1 attenzione amici, torre per D2, ultimo errore mortale per Narodischi. Guarda ancora la barra di valutazione, siamo a più 2,75, che a questi livelli è tantissimo. Torre per D2, donna per F6. Fermiamoci un attimo, ho evidenziato con gli stessi colori i pezzi in modo tale da capire bene il vantaggio di materiale. Una donna per il nero, una donna per il bianco. Un cavallo per il nero, un alfiere che si compensano e un cavallo per il nero e una torre. Quindi il bianco è in vantaggio di qualità, anche se ha un pedoncino in meno. Scacco, re F2, ci togliamo dallo scacco, la donna torna in D8. Ora, il bianco possiede di pezzi a lunga gittata, donna, torre e anche alfiere è lunga gittata. Il nero possiede i cavalli che sono a corta gittata, quindi vuol dire che per entrare in azione hanno bisogno di tante manovre. Manovre che saranno difficili da fare proprio perché molte colonne, molte case sono controllate dai pezzi del bianco e in più questo cavallo in ottava è veramente mal posizionato. Tutte queste cose ci suggeriscono che il bianco sta meglio. Ora, secondo voi, con 13 minuti sull'orologio da parte del bianco, quale sarà mai la sua strategia? Siamo in vantaggio di materiale, cerchiamo il cambio dei pezzi. Donna D2, la donna si sposta, donna F4, cercando sia lo scacco in F8 col cambio più forzato delle donne, che allo stesso tempo si minaccia il pedone C7, re in G8, donna per C7. E ancora si recupera un altro pedone, donna in E6 con l'idea di catturare H3 con scacco, donna in G3, difensivo. Cavallo D6, finalmente anche il cavallo in ottava entra in gioco, donna G4 chiedendo un cambio. Donna N7, ovviamente l'unica speranza per il nero è quello di tenere in gioco le donne, alfiere H2, anche l'alfiere inizia a farsi sentire, cavallo in F7,
donna C8 scacco, re in H7, donna C7. Ancora il bianco chiede un cambio di donne. Prima o poi il nero dovrà rassegnarsi. Donna E4 con l'idea di dare scacco soprattutto in H1 e cercare dei perpetui. Qui il nero ovviamente sta cercando di ambire alla patta, massima aspirazione per una posizione così veramente complessa. Donna per F7, ci prendiamo anche un altro pezzo e adesso donna H1, re E2, donna E4, re di nuovo in F1, donna H1. Qui sembra che il bianco voglia fare patta, ma in realtà no, perché alla fine il re va in D2. Perché questa cosa qui? Perché siamo alla te lo spiego subito, siamo alla 39esima mossa. Il bianco ha 36 secondi sull'orologio, sta per finire il tempo, ma in questo tipo di modalità al superamento delle 40 mosse ti viene aggiunto del tempo, che credo, se non mi sbaglio, sia 25 minuti. Quindi siamo alla 39esima mossa e il bianco non vede l'ora di ripetere le mosse, perché finalmente con re in E2 entriamo alla 41esima mossa e gli viene accreditato del tempo aggiuntivo sull'orologio. Quindi da qui in poi finalmente il bianco può iniziare a respirare. Oh, finalmente il re di 2. Ma gli scacchi da parte della donna non sono finiti. Il cavallo arriva in D4, ora ci sono combinazioni di attacco con cavallo e donna che sono sempre imprevedibili. Donna F4, chiedendo ancora un cambio delle donne, se la donna si sottrae c'è dietro il cavallo. Donna in C2 scacco, attenzione ora dove si va. Anche re in E1 ovviamente non portava nessun matto di nessun tipo, re in E3, donna C3, qui Narodinskij sta cercando il tutto per tutto, quindi apprezziamo veramente questa cosa, re in E4 e su re in E4 cavallo in E6. Donna F5 con attacco doppio su re e cavallo e adesso re in H8. Attenzione che la situazione ora è peperina. E peperina perché? Perché se il bianco ora accetta questo sacrificio c'è scacco e probabilmente il nero guadagna un pezzo. Se per esempio questa mossa, quindi non viene giocato questo in partita, se per esempio questo, se il bianco vuole andare a difendere la propria torre si perde la donna e se il re si sposta si perde la torre, anche se la posizione comunque è stra giocabile per il bianco che è pronto ad attaccare, soprattutto sul punto G7, donna E7 con vari attacchi di matto, eccetera eccetera. La partita non va così, il bianco non accetta subito il cavallo in E6 e gioca alfiere in E5, si attacca la donna e simultaneamente si attacca anche il cavallo in E6 e la donna non può scappare dando scacco. L'unico modo per scappare dando scacco sarebbe con donna in E1, ma questa volta non c'è più nessun doppio perché la donna tiene la torre in F2. Prima la donna adescata dal cavallo non teneva più, invece ora la donna è connessa con la torre, quindi non c'è più nulla da fare. Cavallo G5 scacco, ultimi tentativi disperati e qui Robson gioca sacrificio di donna su cavallo. Perché questa mossa è così assurda? A questo punto Narodinskij abbandonò, semplicemente ora se il nero ha due pezzi sotto, uno è la donna, un pezzo sotto scusami, e l'altro vuole catturare la donna avversaria. Se cattura la donna avversaria perde subito la donna e il bianco si ritrova con un finale di questo tipo. Anzi, ti dirò di più, qui sarebbe ancora meglio prima scacco di torre in modo tale che il re si toglie dall'ottava traversa e la nostra torre riesce ad entrare in ottava traversa. E poi la prossima. Questo finale è più che vinto da parte del bianco. Ottimo primo turno da parte di Robson, lo seguiremo anche nei prossimi turni proprio perché sta performando molto bene. Partire con una vittoria schiacciante di questo tipo non è affatto male, ti dà la carica per affrontare al meglio i prossimi turni. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto, noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!